MDN Veneto incontra Roberto Brizzi, benvenuto nella nostra trasmissione. Grazie a voi dell'invito. Allora, Sindaco, c'è stata la visita del direttore generale Girardi all'ospedale Orlandi e vediamo, visto che c'è stata anche la sua presenza, troviamo un punto di sintesi per quello che è stato, diciamo, il comunicato che è venuto fuori rispetto all'intervento che l'ULSS 9 farà nei confronti dell'ospedale. Sì, allora c'è da inquadrare questa conferenza stampa, questo annuncio che ha fatto il dottor Girardi in un panorama leggermente più ampio, nel senso che l'ospedale di Bussolengo è stato ospedale fino a 2 anni fa con 15 reparti, insomma era un ospedale per acuti. Poi nelle schede regionali è stato in maniera, non voglio assolutamente rinvagare il passato, perché ho imparato che è inutile perdere tempo a passare cosa è successo nel passato, l'importante è agire sul presente per il futuro. Comunque sta di fatto, insomma, che è stato molto ridimensionato. Comunque ci hanno lasciato molti servizi sulle schede regionali, dagli ospedali di comunità, agli surgery, weak surgery, la riabilitazione. Ricordo che i 2 grandi poli per tutta la provincia di Verona per la riabilitazione, uno è a est e uno è Bussolengo, quindi aveva il suo perché. Tra l'altro ricordo che Bussolengo storicamente è riferimento per tutto il Val di Garda, cioè è un ospedale che ha sempre servito tutta la parte soprastatale 11 fino a tutta la Val d'Adige, per una questione anche proprio di conformazione del nostro territorio, nel senso che anche che in Val d'Adige potrebbe essere in linea d'aria più vicino ad altri ospedali, ma viabilisticamente siamo più comodi, è più comodo l'ospedale di Bussolengo. Detto questo, c'è stata una spinta 2 anni fa di spostare quello che c'era a Bussolengo a Villafranca, mentre abbiamo dovuto sempre abbastanza spingere nei confronti della regione, della direzione, perché c'erano oggettivamente anche vari problemi, per dar seguito a tutto ciò che le schede regionali ci competevano. Qualcosa era stato fatto, poi è arrivato il Covid e quindi ha veramente cambiato tutta l'organizzazione. Basti pensare che l'ospedale di riferimento era a Villafranca nel giro di pochissimi è stato smantellato, è stato creato solamente per il Covid, e quindi sono andati a riprendere tutti gli ospedali che erano stati messi un po' in secondo piano, diciamo. Io ricordo una mattina che è arrivata la protezione civile con le camionette sono stati bravissimi, in un 48 ore hanno rimesso in piedi 2 reparti, rimessi in piedi, per carità c'erano ancora, però capite bene che renderlo operativo nel giro di poco, efficiente al 100%, sì. Esatto. E fra l'altro io mi ero un attimino preoccupato, perché ho detto che non lo sappia neanche il sindaco che la mattina erano tutte queste camionette, perché chiaramente la gente si era un po' allarmata perché erano tutte in fila per entrare eccetera, e insomma, chiamando così il direttore Girardi o la regione Veneto, ho scoperto che la sera prima il dirigente Nicola Dall'Acqua aveva fatto un sopralluogo alle 9 della sera nei vari ospedali, quindi hanno fatto il sopralluogo alle 9 della sera, alle 7 della mattina c'erano già la protezione civile che lavorava, quindi bisogna anche capire che erano momenti dove il tempo aveva un'importanza incredibile. Infatti la battuta o il pensiero di tante persone dicevano: ma a volte per gli ospedali ci mettiamo mesi, anni per organizzarli, qua nell'emergenza siamo riusciti a rimettere in piedi di fatto un reparto nel giro di pochissimi giorni. Questo è dato, penso che Ponte Morandi insegni. Quando è venuto giù il Ponte Morandi, io sfido trovare un italiano che pensava che oggi fosse riaperto. Perché? Perché per noi il nostro problema in Italia è la burocrazia, sono le lungaggini burocratiche, perché poi le capacità imprenditoriali, abbiamo degli imprenditori che lavorano in tutto il mondo, quindi assolutamente quello che riusciamo a fare noi italiani difficilmente lo fanno gli altri, dobbiamo essere orgogliosi di questo. Ecco, detto questo, per inquadrare la cosa, vediamo i giorni nostri.
Con grande sorpresa, il dottor Gerardi mi ha chiamato il giorno prima, ha detto ho piacere che ci sia presente anche lei quando lo comunico, insomma, ai giornali, quindi a tutti, e quindi presentava questo lunedì, lui l'ha presentato venerdì, quindi mandava lunedì in regione questo piano che non è solamente un piano edile, c'è anche la parte di alcuni lavori che ci sono da fare, però voglio dire, l'ospedale di fatto c'era, quindi era assolutamente funzionante, quindi non è che ci sia da costruire un ospedale nuovo. È ovvio, c'è l'antisismica, gli impianti sono tutti nuovi, ad esempio una cosa che io non sapevo, ma come penso tantissime altre persone, le bocche, adesso non so tecnicamente come si chiamano, ma dove c'è l'ossigeno nei reparti, in tutti i reparti, c'è una certa percentuale. Con l'emergenza Covid ne serve molto, 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 ma molto di più, e quindi anche se non è un ospedale Covid il nostro, comunque per scelta cosa hanno fatto? Hanno rifatto tutti gli impianti dell'ossigeno che non sia mai che dovessero servire, sarebbero già pronti per un'emergenza Covid. Quindi ecco, al di là di questo, poi c'è tutta una serie di servizi che passano tramite le assunzioni, e questo a me personalmente è quello che mi preoccupa sinceramente un po' di più, perché ultimamente si vede, ma questo non per Bussolengo, basta un po' guardare i giornali, leggere magari non la prima pagina ma le ultime pagine, che a volte sono le più interessanti per capire cosa succede in Italia, perché la prima insomma di solito è abbastanza uguale su tutti i giornali. E c'è questo grande problema dei medici, cioè, mentre una volta facevi i concorsi, ma questo lo vedo anche nel nostro ente, dai ragionieri, agli architetti, agli ingegneri, sembra di vivere un'altra realtà confronto a quello che scrivono i giornali spesso. I concorsi pubblici, ti servono 10 persone, si presentano in 20, 9 passano lo scritto, 5 l'orale, quindi di fatto tu hai bisogno di 10 persone, ne hai 5 da assumere. Questo è il problema, però insomma speriamo che si risolva anche questo, che partano veramente tutti i servizi, anche perché per noi, ripeto, è vero che l'ospedale di Bussolengo è riferimento per un'ampia zona, è anche vero che per noi era non vorrei sbagliare il termine, perché poi magari ti accusano di aver sbagliato il termine, però di fatto era la più grande industria che aveva Bussolengo, perché lei provi a immaginare avere un ospedale in centro, bed and breakfast, ristoranti, dal fiorista alla sanitaria, a tutto un mondo che ci gira intorno, i dipendenti che vivevano e lavoravano qua, il cosiddetto indotto. L'indotto, bravissimo, il famoso indotto era veramente enorme. Il fatto di riportarlo, se non ai livelli che avevamo prima, insomma, io penso che se veramente riescono a fare per fine anno, dire la verità, già per fine agosto, metà settembre, qualche risultato tangibile, il dottor Girardi ci ha promesso che lo vedremo. Lui giustamente è un po' come me, lui dice, perché il tecnico gli diceva fine agosto finiamo i lavori, lui diceva diciamo metà settembre, che poi se consegniamo prima ci dicono bravi, se vediamo dopo prendiamo parole, ecco. Quindi anch'io sono di questa filosofia, di solito cerco sempre di dire il mese dopo o la settimana dopo. Quindi ecco, comunque diceva insomma che per fine anno dovrebbe funzionare a pieno regime. Diciamo che lei ha introdotto anche un argomento molto importante, quello diciamo del pubblico, cioè del lavoro pubblico, quindi probabilmente quella che deve essere è venuta fuori per colpa del Covid è proprio questa necessità di poter riattivare una linfa vitale attraverso il lavoro pubblico, perché è quello che dà anche, tra virgolette, più sicurezza ai lavoratori. Se i lavoratori sono più tranquilli possono avere una vita più armoniosa, poter spendere, far crescere il PIL e far crescere anche quell'indotto che lei citava prima, e quindi c'è una necessità di riuscire a riattivare il lavoro nell'ambito pubblico. Sì, assolutamente. Poco tempo fa c'è stata una riunione fra sindaci che si parlava di un argomento, e poi ci siamo confrontati perché
come ben lei sa, ma penso tante persone, se un comune fa un concorso per impiegato piuttosto che operai, piuttosto che qualsiasi altra cosa, un altro comune invece di farlo anche lui può venire a tingere nelle graduatorie tue. E quindi insomma c'è questa sinergia fra sindaci per scambiarsi, anche per evitare lungaggini e rifare i concorsi. Ed è stato veramente importante, perché è emerso veramente che siamo un po' tutti nella stessa barca, perché perlomeno noi comuni del Veronese, della nostra zona, non abbiamo mai questi concorsi dove vai a assumere 8 persone, come dicevo prima, ne hai 400 fuori. Sono sempre di meno, e te ne sanno, adesso magari prima ho un po' esagerato, ma non in tutti i casi, a volte è anche successo di trovare meno gente di quella che tu cerchi, ma normalmente comunque hai graduatorie veramente corte. Che se faccio esempio, se per Bussolengo ci saranno 3 operai, la graduatoria è da 8, che vuol dire che nel momento in cui prendo i miei primi 3, qualche altro sindaco ha bisogno di un operaio e va a tingere in questa graduatoria, vuol dire che nel giro di 6 mesi ci deve essere qualcuno che rifà un altro bando. Questo secondo me è stato una politica sbagliata nel passato, di continuare a criticare un po' troppo l'ente pubblico, sì. Nel senso che secondo me, ma ne sono estremamente convinto, come tutte le grandi aziende. Io penso che anche in Fiat quello che lavora di più, quello che lavora di meno, quello che lo fa con amore, quello che lo fa per il 27, guardi, adesso ormai così, io parlo con i grossi industriali, tutti hanno lo stesso problema, cioè ognuno ha la propria personalità, ognuno ha la propria voglia di fare. Sì, ma quello che dice lei, fra l'altro, è venuto fuori anche con l'intervista sia col sindaco Mazzi che col sindaco di Belluno, il sindaco Mazzi di Sono e il sindaco di Belluno, quello della sinergia fra comuni, e quello che lei diceva, insomma, c'è difficoltà a trovare effettivamente personale qualificato, soprattutto che abbia competenze, e anche con il sindacalista Ferrari della CGIL si notava come questa demonizzazione nei confronti dell'impiegato pubblico fosse deleteria, perché poi alla fine, insomma, come diceva giustamente lei poco prima, le mele marce sono ovunque, nel pubblico e nel privato, e quindi bisogna fare attenzione alle dichiarazioni, probabilmente bisogna spingere verso un senso di comunità più attiva. Sì, sono estremamente d'accordo con lei, perché è un vizietto che abbiamo poi noi italiani di continuare a lamentarci, sempre di andare a vedere ciò che non va invece di ciò che va. Come diceva lei, qua si fa sempre abbastanza un fascio, c'è un parroco che sbaglia, si accusa tutta la categoria, sbaglia un sindaco, tutti i sindaci sono delinquenti, c'è il commerciante delinquente, è sbagliato. Invece fondamentalmente noi italiani siamo un popolo, fra di questo periodo di eroi, ma parlo dall'imprenditore all'operaio a chi ha lavorato negli ospedali. Ma guardi, noi abbiamo avuto questo fine settimana la festa delle pesche, quindi è venuto a trovarci anche il sindaco tedesco, abbiamo una città gemellata, e quindi abbiamo avuto occasione di confrontarci proprio faccia a faccia come abbiamo affrontato il problema Covid. E quello che è emerso in maniera proprio clamorosa, proprio, ma chiarissima, è che mentre noi continuavamo a lamentarci pensando che la Germania fosse questo paese del ben godi, che tutto funziona, lui mi diceva che aveva gli stessi problemi che abbiamo noi, con decreti che promettevano che poi non uscivano e non sapevano dire alla propria gente. E si è dato che noi queste cose le enfatizziamo, le diciamo a tutto il mondo che abbiamo mostrato. Gli altri probabilmente ce li hanno, anzi probabilmente, le posso assicurare che è da fuori che aveva gli stessi problemi nostri, però non ci si lamenta, si va avanti, e così c'era da fare, si fa. Ecco, so che avrò ascoltato poco, si fa un appello proprio agli italiani, veramente lamentiamoci di meno, perché siamo veramente un grande popolo e a volte ci mendiamo male. Cioè, pensare che a me ha fatto veramente sorridere, guardi, la vedo che sta ridendo, ma mi ha fatto sorridere quando vedo sui giornali che la Grecia dice a noi italiani di non andare in Grecia. Cioè veramente cioè, voglio dire, qua si sta girando il mondo, per carità, grandi amici greci, per carità, i greci, però voglio dire, adesso diamo tutto allo stesso peso. Ma diciamo che forse lei sottolineava un aspetto: a volte un titolo di giornale rischia di deviare quello che è il senso di
di una notizia e di un concetto che è probabilmente diverso. Ecco perché ad esempio noi preferiamo andare direttamente dalle persone, quindi io vado direttamente dal sindaco e dalla sua viva voce noi ascoltiamo quello che effettivamente è il concetto e quello che è il suo pensiero. D'accordo, signor Sindaco, grazie di essere stato nostro ospite, noi siamo comunque sempre a sua disposizione se eventualmente lei avesse altre comunicazioni da fare alla collettività attraverso il nostro canale, noi siamo a sua disposizione per poter comunicare e continuare ad avere questa relazione fra istituzioni e cittadini. Grazie mille, grazie a voi e buon proseguimento. Buona Grazie. giornata, arrivederci. Grazie a voi. Mayday, mayday, up and shoot, mayday.